questa regione ho sempre voluto bene, voglio ancora bene e credo che questa regione abbia un ruolo fondamentale per la crescita di tutta la comunità regionale. La Giunta regionale si è riunita oggi a Udine in seduta straordinaria per prendere atto delle dimissioni del segretario generale della Presidenza della Regione, Daniele Bertuzzi. Già domani Bertuzzi presterà giuramento a Roma nel suo nuovo incarico di consigliere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La Presidente Deborah Serracchiani ha ringraziato cordialmente Bertuzzi per il lavoro fatto insieme che annovera molti passaggi importanti. La sua nuova responsabilità, ha detto, rappresenta un prestigioso traguardo professionale per il quale le formulo i miei più sentiti auguri. Serracchiani ha indicato quale nuovo segretario generale Gabriella Di Blas, attuale vice segretario generale del Consiglio regionale, e nel frattempo ha affidato l'interim delle funzioni di segretario generale della Presidenza della Regione al direttore generale della Regione Franco Milan. Bertuzzi ha espresso gratitudine e riconoscimento a tutte le persone con le quali ho lavorato in questi anni. Un grazie, ha detto, va a tutti i dirigenti e ai dipendenti della Regione, con un pensiero speciale ad alcuni dirigenti che non ci sono più, in particolare il dottor Cortellino, e a persone che mi sono state particolarmente vicine come il dottor Gianfranco Rossi.